Ciao ragazzi di To The Night, siamo qui al Papiusca, a Pitrinino Maggiore. Ehi, mi stai rubando il lavoro questa sera, Certo, perché Masterblast e Cesarino tu devi pensare a divertirti, hai visto la situazione giusta, A parte gli scherzi, siamo veramente a Pitrinino Maggiore, siamo venuti a visitare il Papiusca e lui è Galimberto, l'ideatore, il forgiatore di locali notturni. Quanti locali hai aperto in questi anni? Ma guarda, non lo so nemmeno io, però ti dirò quanti ne ho fatti chiudere, non si dovrebbe dire, ma quanti. A parte gli scherzi, allora Galimberto, dici le situazioni che propone il Papiusca. Ma guarda, niente, noi della Kiribitz Family abbiamo cercato di creare un locale che avesse all'interno varie situazioni, che andassero ad intrecciarsi tra di loro per creare una situazione che fosse adatta a tutte le situazioni. Grande oro Galimberto, ma spiegaci quali sono le sale che offre. Ma guarda, c'è una prima situazione che è la sala di musica termoidraulica, alla console DJ Caldaia, però lui fa solo gli invernali, E lo so, difatti lui inizia a suonare il 15 ottobre, è vero? Grande Galimberto, raccontati! Ma niente, poi abbiamo creato una seconda situazione che è la pista postale dove DJ Cartolina suona musica per corrispondenza. Ed infine una terza situazione, scusami che chiudo la porta. Grande Galimberto! C'è un po' di tutto in questo locale perché ci tengo a curarlo personalmente, tu sai. Dicevo, la terza situazione è una situazione che è la vera novità della stagione, cioè l'apertura di questo privé che ho curato personalmente nei minimi dettagli. E conoscendolo so che lui avrà curato ogni minima sfumatura. Infatti io ci tengo personalmente a questo privé che noi chiamiamo lo sgabuzzino. Possiamo vederlo insieme? Andiamo a vederlo! Quindi Galimberto, questa è la vera novità del Papiusca quest'anno. Che cosa succede in questo privé? Vedi come noi, proprio una ricerca che abbiamo fatto, abbiamo cercato di ricreare una situazione proprio nei minimi dettagli, vedi? Allora abbiamo alla console DJ Mozo, ok? Poi arrivano delle cubiste in grembiule e guanti di gomma e si crea una situazione easy, diciamo così. Grandioso! Questa è la vera novità del Papiusca per quest'anno. Quindi Pensi che questo sia vero, invece è tutta una foga finta, una situazione finta. è tutta una situazione creata ad hoc. Quindi per concludere, Galimberto, perché venire al Papiusca? Ecco, lo chiedo a te, perché? Ma no, venite perché è bello, c'è tanta gente, ci si diverte e soprattutto, guardatevi, è un nuovo modo. Di vivere la notte! Un saluto da Masterblast e Tedarino. E da Galimberto, ciao amici! Ciao amici e ricordatevi che solo con noi entrate into the night!